Riprendiamo la passeggiata Liberty nel centro urbano di Trapani, percorrendo Corso Vittorio Emanuele, lungo il quale, fra palazzi e chiese barocche, prospettano edifici costruiti nei primi del Novecento, seguendo ora il gusto Liberty, ora quello Déco. Ad angolo con via Enrico Fardella, un piccolo palazzo a 4 elevazioni mostra la data di costruzione 1924, inserita in una tabella incorniciata da motivi floreali ed elementi déco. La costruzione si deve a Domenico Garziano, che acquistò un'area occupata dalle macerie dell'ala est di Palazzo Alessandro Ferro. La decorazione si concentra proprio nell'angolo est, dove foglie e fiori stilizzati, assieme a motivi lineari e geometrici, sono chiara espressione del gusto déco. Poco più avanti, lungo la via, 2 strette vetrine e un architrave a mosaico decorato con tralci di vite, avvolute, foglie ed uva formano in un tutto unico il portale di un negozio, ora sede di una libreria. Ma sapete cosa ospitava originariamente questo locale? La premiata fabbrica di Luigi Manfra e.C., che negli anni 30 del secolo scorso produceva cioccolato, confetti, caramelle, come indica l'insegna che si vede in una foto d'epoca. Fu l'ingegnere Giuseppe Eugenio Genovese a redigere il progetto, mentre lo scalpellino Biagio Bosco lavorò i marmi. Proseguendo lungo il corso all'incrocio con la via Mancina, incontriamo un edificio che prospetta sulle 2 vie. Molto sobria e più rigida la facciata di via Mancina, sulla quale si apre il grande portone d'ingresso sovrastato da soluzioni déco, tra le quali si inseriscono palmette stilizzate. Interessante la facciata su Corso Vittorio, con le aperture inquadrate da esili lesene e nastri sfrangiati orizzontali. Un fregio continuo a metope floreali collega poi le 2 facciate e fa da coronamento. Alcuni piccoli dettagli decorativi denotano un gusto particolarmente raffinato. Sono il fiore a 4 petali posizionato proprio nell'angolo e i tulipani applicati sulla grondaia. Sostiamo ora davanti l'ingresso dell'ex collegio gesuitico e, volgendo lo sguardo verso il palazzo che sta di fronte, notiamo delle volute e qualche decoro che vagamente richiama il gusto floreale. In realtà questa facciata fu progettata dal maggiore esponente del Liberty trapanese, l'architetto Francesco Lagrassa, che fu allievo di Ernesto Basile. Lagrassa aveva ideato una facciata più sontuosa e più slanciata, con un robusto cornicione che includeva nella parte mediana un timpano triangolare, come si vede nel progetto originario. Se si ha la possibilità di entrare, si può osservare nel vano scala il disegno originale, che riporta anche la seguente didascalia: casa d'abitazione, Cavalier Giuseppe di Vita, Corso Vittorio Emanuele, Trapani. Prospetto principale 1/50, ingegner architetto Francesco Lagrassa. E concludiamo la passeggiata di oggi fermandoci nel punto in cui Corso Vittorio incrocia la via Torre Arsa, proprio davanti il Palazzo Senatorio. Alla nostra sinistra notiamo un altro palazzetto ad angolo. Ci incuriosisce la cornice marcapiano che segna il passaggio dal piano terreno al superiore, decorata con una teoria di 4 dischi sovrapposti digradanti verso l'alto. Una soluzione originale questa che ritroveremo in qualche altro edificio cittadino.
Tutto il resto della decorazione tende al geometrismo dell'Art déco e si caratterizza per la soluzione angolare alle sene scanalate, culminante con 2 mascheroni.